Sindaco, entra nel vivo l'estate a Siculiana, tanti gli eventi fino a fine agosto. Ancora una volta, ancora per il quarto anno, estate mediterranea, Siculiana diventa un palcoscenico a cielo aperto tra il Borgo Marinaro di Siculiana Marina e Piazza Umberto I, uno scenario che accoglie residenti e turisti e sono delle serate ricche molto variegate, si va dal cabaret alla musica, al teatro, appunto per consentire a tutti di poter partecipare. Ci tengo a dire che è un'estate che comunque tiene conto della solidarietà. Quest'anno abbiamo introdotto altri servizi, ad esempio la ludoteca sotto le stelle a Siculiana Marina per la sera, per le serate, per consentire alle famiglie di trascorrere in serenità, anche vivere appieno tutti gli avvenimenti, oppure gli anziani in prima fila, perché come ogni anno anche quest'anno c'è un servizio per il trasporto dei nostri anziani e perché spetta a loro appunto la prima fila per tutti gli eventi. E poi c'è anche un'estate solidale in spiaggia che riguarda invece le persone con disabilità. Spiaggia di Siculiana Marina è sempre più accogliente, con gli animatori, con gli assistenti, per far vivere appunto la spiaggia, il mare a tutti. Quindi è un'estate mediterranea che tiene conto di tutti gli aspetti e soprattutto un'estate mediterranea che si pone al centro di un panorama che noi stiamo portando avanti e promuovendo per un turismo di qualità, i servizi navetta e tante altre cose che consentono a chi abita qui, ma a chi viene anche per trascorrere le vacanze, un periodo a Siculiana, di poter trovare sempre più servizi e quindi un'accoglienza sempre come dire, più di qualità. Inoltre le serate al giardino con Caos Festival, turismo delle radici, il corteo storico, quindi tanti appuntamenti, diversi appuntamenti, e poi il Borgo Marinaro ogni sera col mercato di Calat dalle 21 alle 24. Inoltre i nostri luoghi di interesse culturale sono aperti, il weekend arte appunto dalle 21 alle 24 tutti i fine settimana, quindi è un'offerta a 360 gradi, ci avviamo a vivere appieno questa nuova stagione e quindi vi aspettiamo a Siculiana. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Siculiana ha messo a punto un cartellone ricco di appuntamenti che vanno a coinvolgere bambini, adolescenti, giovani e meno giovani. Basta citare la ludoteca sul mare che abbiamo messo a punto a Siculiana Marina per accogliere bambini dai 3 ai 10 anni, ai vari appuntamenti che si susseguiranno in quest'estate per appunto coinvolgere i giovani come Radio Time, DJ Set e quelli anche meno giovani, per i meno giovani. Basta citare gli anziani in prima fila che verranno ad essere i protagonisti dei vari appuntamenti culturali di teatro, di batteristi sotto le stelle, insomma un cartellone ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Siculiana, un paese, una città piena di turisti. Sì, esatto, per i turisti, infatti anche i turisti sono il nostro punto di forza, tant'è che abbiamo messo a punto anche per il secondo anno consecutivo la navetta che accompagna i turisti ma anche i locali da Siculiana al Borgo Marinaro di Siculiana Marina. Insomma, questo per incentivare le presenze ancora più numerose nel nostro comune. Dopo il successo dei Borghi dei Tesori Festa si ripete l'esperienza. Palazzo Agnello, il Santuario del Santissimo Crocifisso, il percorso dello Sposalizio Benedetto e il Museo Mete sono nuovamente visitabili. Per tutti i weekend, dal 19 luglio al 25 agosto, ospiti, visitatori, semplici curiosi sono invitati a venire a scoprire le nostre gemme preziose del centro storico. Ci saranno delle guide esperte ad accogliervi, a mostrarvi le nostre bellezze. Vi aspettiamo.